capire che cosa è successo, però ecco, lasciamo intervenire l'onorevole Galan. Prego, onorevole Galan. Grazie Presidente, grazie onorevoli colleghi. I governi di grande coalizione, dicevano, si possono dividere in due grandi categorie, quelli che fanno grandi riforme, è successo anche in Italia, la Costituzione repubblicana. Colleghi, per favore, nel sta 48. parlando l'onorevole Galan. Vabbè, allora... Onorevole Molteni, onorevole Schirò, le chiedo scusa, onorevole Galan. Se dovete discutere, se è possibile, sta parlando l'onorevole Galan. Onorevole Schirò, se raggiunge il banco, permettiamo all'onorevole Galan di fare il suo intervento. Per favore, colleghi, è una questione di rispetto per tutti. Capisco che c'è stato uno screzio, le chiedo scusa. Prego, onorevole Galan. I governi di grande coalizione o fanno grandi riforme, ed è successo anche in Italia nel 1948, la nostra Costituzione. È successo in Germania più volte e probabilmente succederà ancora per quel grande accordo che tiene inchiodata la Merkel da 5 settimane e con la condizione che mancano 5 voti alla sua maggioranza assoluta. Oppure l'altra alternativa, fanno piccoli provvedimenti, generalmente molto costosi. Questo di oggi non è il primo caso, non è la prima ipotesi. Dispiace, la scuola avrebbe meritato di più, soprattutto i nostri studenti avrebbero meritato di più. Dirò soltanto, data la limitazione del tempo, l'aspetto migliore di questo provvedimento e l'aspetto peggiore. Il migliore: abbiamo restituito un po' di certezza delle regole ai nostri studenti. Mi spiego meglio. Chi è entrato in un'aula per svolgere il test d'ammissione alle facoltà a numero chiuso è uscito ed erano cambiate le regole. Chi contava sul bonus, giusto o sbagliato che questo fosse, contava su un punteggio diverso. Le regole sono state cambiate mentre si giocava la partita. Ora io mi domando, com'è possibile, signor Ministro, che proprio dal suo Ministero preposto all'istruzione, all'università, alla ricerca, ovvero i punti cardine per il futuro di questo Paese e dei cittadini di domani, sia potuto uscire un messaggio tanto scellerato come quello per cui le istituzioni, lo Stato, possono cambiare le regole in corsa. Ci lamentiamo da mesi dell'ondata di antipolitica che sta investendo i nostri cittadini e poi insegniamo ai nostri ragazzi che non si devono fidare, che non ci sono certezze perché siamo così arroganti da cambiare le regole in corsa, sotto il loro naso. È mai possibile uno scempio del genere? E non mi riferisco alla bontà o meno del bonus maturità in quanto tale, ma alla pessima immagine che le istituzioni hanno dato in questa vicenda. E domando a me stesso e domando a voi, cosa sarebbe successo se il Ministro, invece di provenire dalle file del Partito Democratico, si fosse chiamata Maria Stella Gelmini? Ve lo dico subito cosa sarebbe successo, perché lo sapete, in meno di 2 ore, gridando allo scandalo, all'incompetenza, con quel vigore e quella convinzione che la sinistra non perde occasione di dimostrare, sarebbero state chieste le sue immediate dimissioni. In questa occasione grandi silenzi, grandi tentativi di sminuire una vicenda gravissima. Forse sarebbe servito un atto di coscienza personale, visto che quella politica è così altalenante, ma così non è stato. Vengo alla parte peggiore, è l'articolo 25, le coperture finanziarie ovviamente. L'aumento dell'IVA, del costo dei bolli, l'incremento delle accise sui carburanti, dell'imposta di registro, l'introduzione di Robin e Tobin tax, anche il vapore acqueo si è riusciti a tassare, le sigarette elettroniche. E poi l'aumento delle accise sui prodotti alcolici, birra e spiriti, utilizzato in ben 2 provvedimenti distinti, decreto cultura e ora decreto istruzione. Fra l'altro si mente sapendo di farlo, perché a luglio del 93
a luglio del 2013, in una nota della Ragioneria, si esprime parere contrario all'aumento di tassazione sui prodotti alcolici perché deprimerebbe i consumi e quindi il gettito. Ma che solo poche settimane non solo alza quasi al 30% le stesse accise, ma deposita una nota in Commissione Bilancio in cui afferma esattamente il contrario. Non ci sarà nessuna contrazione dei consumi. Delle due l'una, o il governo mentiva a luglio o mente adesso. Eppure l'alternativa c'era. Già in Commissione mi sono fatto portatore di una proposta emendativa che intendeva superare completamente ogni tassazione sui prodotti alcolici e che prevedeva di assoggettare all'IVA alcuni prodotti di Poste Italiane oggi esente da quell'imposta. In Italia il settore postale è ingessato per via di norme costruite ad hoc in palese contrasto con le disposizioni del libero mercato europeo, come peraltro evidenziato dalla giurisprudenza europea e dalle recenti pronunce dell'antitrust italiano. Una copertura emendativa che avrebbe avuto un gettito certo ancora maggiore di quello presunto derivante dalle accise sugli alcolici, senza mettere le mani nelle tasche dei consumatori. Dal momento che Poste Italiane pare concentrarsi oggi più su altri servizi, anche aerei, mi pareva che rendere meno ricco lo Stato per tutelare settori produttivi importanti per l'economia del Paese fosse un impegno che avrei potuto condividere assieme agli altri partiti di maggioranza e al Governo. Il maggior gettito sarebbe derivato dall'indetraibilità IVA gravante su alcuni segmenti di operatori, banche e assicurazioni avrebbero tornato allo Stato parte di quel miliardo regalato da poco dal Governo nella recente legge di stabilità. Riferimento è ovvio, va alla deducibilità delle perdite, attualmente in esame al Senato. E invece mi sono trovato a combattere con le resistenze ideologiche del Governo e nonostante un orientamento nettamente e largamente positivo dei componenti della Commissione, agli ordini del Partito Democratico. Nonostante i numerosi, lunghissimi tentativi di trovare uno sbocco alla situazione, il MEF ha continuato ad esprimere parere contrario e il Partito Democratico non ha avuto il coraggio di mettere in discussione gli ordini di scuderia. Prontamente seguito in questo da Scelta Civica. Peccato. Non si riesce proprio ad accettare l'idea di spendere meno privilegi per lo Stato, più concorrenza nel mercato. Prendo atto che il Governo considera la propria partecipazione totalitaria in Poste un elemento ostativo a rivedere il regime IVA sui prodotti postali. Una prova tanto evidente quanto goffa circa la sua impossibilità di poter fungere da arbitro neutrale. La sua terzietà è irrimediabilmente compromessa per ammissione del Ministero dell'Economia e delle Finanze stesso. Sarebbe dunque bene che il tema venisse affrontato da altri soggetti, più indipendenti. E così, grazie a queste preclusioni politiche, non solo le coperture alcol ci sono ancora, ma sono state ulteriormente aumentate. Oggi la tassazione prevede un incremento delle accise che arriva a toccare il più 32% in vigore dal 2015, con diversi ritocchi intermedi. Ho terminato. Come ognuno può capire, ci sono sufficienti motivi per il mio gruppo per votare contro questo provvedimento. Ma noi siamo uomini e donne leali e corretti. Abbiamo un patto con i nostri alleati. E quindi, nonostante il contenuto del provvedimento e soprattutto di alcune parti del provvedimento, nonostante quello che è successo ieri, io comunico che non mancherà al Governo il sostegno della mia parte politica, di Forza Italia, di Popolo della Libertà. Grazie onorevole Galan. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Luigi Gallo, ne ha facoltà. Prego onorevole Gallo.
Chiedo ai colleghi che sono intorno all'onorevole Gallo se possono evitare di fare capannelli e permettere... Prego. Grazie Presidente. Colleghi, l'istruzione riparte, Ministro Carrozza, ma dove va? Quale sarà il tempo necessario per approdare in un porto sicuro?